Professoressa Daniele Amapelli, che è anche la padrona di casa. Care e cari ospiti, è davvero un grande piacere essere qui per me oggi con voi questo pomeriggio per la cerimonia conclusiva di un premio che davvero nel giro di pochi anni si è radicato nel territorio, così come, a ben pensarci, è radicato nel territorio e non solo il lascito del professor Angelo Ferro, alla cui memoria questo premio è dedicato. Angelo Ferro ha dedicato una parte della sua vita alla promozione di un'economia più giusta, un'economia più inclusiva. Con la sua visione e il suo impegno ha tracciato un sentiero che continua oggi ad ispirare chiunque creda che l'economia possa e debba essere uno strumento di miglioramento sociale. Oggi onoriamo la sua memoria riconoscendo quei pionieri che, attraverso l'innovazione, stanno costruendo un futuro migliore per tutti e tutte noi. L'Università di Padova, con la sua lunga tradizione di eccellenza e apertura culturale, è il luogo ideale per ospitare questa cerimonia. Qui, in queste stesse aule, sono state coltivate idee rivoluzionarie che hanno trasformato il mondo. Ed è proprio con questo spirito che accogliamo e celebriamo oggi l'innovazione nell'economia sociale. In un mondo come quello di oggi in rapida evoluzione, l'innovazione è la chiave per affrontare le sfide più pressanti e complesse del nostro tempo, dalle disuguaglianze sociali alla sostenibilità ambientale. Ma l'innovazione, per essere veramente efficace, deve andare oltre il profitto economico, deve mirare a creare un impatto positivo sulla società. Ed è proprio questo il cuore dell'economia sociale, un'economia che mette al centro le persone, la solidarietà e il benessere collettivo. Ogni filanista che avremo il piacere di celebrare oggi ha apportato un contributo significativo in campi diversi, ma tutti condividono un obiettivo comune: rendere il mondo un posto migliore attraverso l'economia sociale. Il loro lavoro è fonte di ispirazione per tutte e tutti noi e ci ricorda che il cambiamento positivo è possibile, ma soprattutto che tutti possiamo esserne parte attiva. Mentre ci prepariamo ad annunciare chi vincerà quest'anno, io vorrei soffermarmi e sottolineare l'importanza di continuare a supportare e incoraggiare l'innovazione in economia sociale. Le sfide che affrontiamo come società richiedono soluzioni creative e collaborative e le persone che premiamo oggi sono proprio all'avanguardia di questa trasformazione. In conclusione, permettetemi di congratularmi di cuore con tutti i finalisti e vincitori del premio Angelo Ferro. La vostra dedizione, la vostra passione e il vostro impegno per il cambiamento sono un faro di speranza per il futuro. Io vi auguro di continuare ad innovare e aspirare con la stessa energia e lo stesso entusiasmo che vi hanno portato fino a qui. Buona continuazione a tutte e a tutti. Grazie. Ringraziamo la magnifica rettrice anche per ospitarci in questa prestigiosa sala e io voglio passare ora la parola al dottor Sergio Bava, direttore commerciale imprese della Direzione regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Per me, per noi di Intesa San Paolo, è un piacere nonché un onore sostenere il premio Angelo Ferro, premio per l'innovazione nell'economia sociale. L'impegno nel sociale per il gruppo Intesa San Paolo è radicato da oltre 500 anni, quindi più di 5 secoli, ma è nel 2018 che entra nel piano di impresa, quindi da qualche anno, come obiettivo strategico.
Promotore e veramente ispiratore di questo, io posso dire, rinnovato, ritrovato impegno nel sociale è il nostro presidente emerito Giovanni Bazzoli. Grazie proprio anche a lui, nel 2023, la banca ha creato una nuova struttura chiamata proprio Intesa San Paolo per il Sociale, che ha sede a Brescia, dove lavorano più di 1000 colleghi e per questa struttura sono stati stanziati più di 1,5 miliardi, quindi 1,5 miliardi, a disposizione per gli investimenti nel sociale. Ma oltre a questi numeri così da bancario, mi piace proprio anche a testimonianza del vero impatto che ha il gruppo Intesa per il mondo del sociale, darvi qualche numero non economico ma importante, grazie alle nostre partnership o collaborazioni come ad esempio la Caritas. Nel 2023 abbiamo distribuito più di 30 milioni di pasti per i bisognosi, 3,3 milioni di posti letto per i senza tetto e oltre 3,2 milioni di medicinali. Capite che questo rappresenta un unicum per il territorio italiano e ancora di più è dimostrazione dell'impatto che abbiamo sui territori e sulle persone più bisognose. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie al dottor Sergio Bava. E ora non mi rimane che passare la parola al professor Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Rovigo e professore emerito di Scienza delle Finanze presso l'Università di Padova. Ecco, un po' lento ma arrivo anch'io. Bene, un caloroso benvenuto alla magnifica rettrice, a tutti voi che siete qui e rende più partecipata a questa cerimonia. È una tradizione, come già stato detto, che ci è cara perché ricorda un illustre concittadino padovano e soprattutto manda un messaggio che è sempre di attualità, che è quello di fare le cose buone e di farle bene, di unire sempre lo slancio emotivo con la mente e con l'efficienza con cui bisogna sempre trattare le risorse scarse. Sentiremo adesso delle esperienze molto interessanti e stimolanti. Io ho solo il compito in questa breve introduzione di ringraziare quanti hanno fatto di questo premio una storia di successo. Intanto ringrazio la magnifica rettrice per averci concesso l'ospitalità ancora una volta in questa prestigiosa sala. Ringrazio gli enti che sono con noi in questo lavoro, quindi la Fondazione Zancan, che acquisisce ogni anno più meriti nel panorama nazionale. Ringrazio Intesa San Paolo che ci ha sempre sostenuto e d'altra parte Angelo Ferro era un apprezzatissimo consigliere di Intesa San Paolo. Ringrazio poi gli enti patrocinanti, l'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria, l'ACRI, il Forum del Terzo Settore e il CSVNet che rappresenta il mondo del volontariato. Un ringraziamento infine lo voglio dare speciale alla giuria, perché riteniamo che il punto più forte di questo premio sia proprio il fatto di aver messo insieme operatori sociali e studiosi sociali di altissimo livello. E quindi ringrazio Giovanni Bazzoli, presidente emerito di Intesa San Paolo, poi Andrea Cavagnis, presidente dell'Opera Immacolata Concezione, Stefano Consiglio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente della Fondazione con il Sud, Giuseppe De Rita, presidente del Censis, Maurizio Ferrera dell'Università Statale di Milano, Elena Granaglia, Università degli Studi Roma 3, Vanessa Pallucchi, presidente del Forum del Terzo Settore, Romilda Rizzo, Università degli Studi di Catania, Chiara Tommasini, presidente CSVNet, Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, Stefano Zamagni, Università degli Studi di Bologna e da ultimo anche Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Caliparo. Ecco, è stato come al solito un concorso di idee, di sforzi, che è stato premiato sia dalla partecipazione, come ora sentiremo, sia dalla qualità dei risultati, come tra poco avrete modo di apprezzare tutti quanti. Grazie ancora, buon ascolto.
Nel ringraziare il professor Muraro, adesso vogliamo lasciarvi con un video che ricorda proprio la figura del professor Angelo Ferro. Angelo era un uomo di energia nucleare. Che significa? Che aveva un'energia che continuava a esplodere ogni volta che veniva messa in causa. Angelo era una persona estremamente umana, empatica, una persona che attraeva, che sapeva tirare fuori il meglio dalle persone. E io lo chiamavo il mio caricabatterie. Tu ti attaccavi lì una volta ogni 15 giorni e lui trovava il modo di ricaricarti. Perché questa incapacità di fermarsi, di stare un po' calmo, di dire di godersi la vita certe volte? Perché c'era entusiasmo, etimologicamente un soffio in Dio. Lui aveva un senso visibile della fede, della fiducia al futuro. Lui era una persona che si fidava molto delle altre persone, che sapeva valorizzare le persone con cui operava. Ogni successo naturalmente era l'anticamera di un'impresa ancora più impegnativa e sempre con una grande concentrazione e una capacità di ascoltare che insomma lusingava anche l'interlocutore, no? Che appunto non si sentiva ascoltato, si sentiva proprio coinvolto, no? In questo confronto. Non tutto finisce con la morte. Cosa resta allora della figura privilegiata di Angelo Ferro? Un imprenditore civile. Perché è un imprenditore che non si preoccupa solo di far funzionare bene la propria azienda, ma anche di mettere la propria conoscenza e le proprie doti al servizio della comunità. Ancora come giovane, la prima cosa che fa, va a Longarone, trova il disastro totale. E che cosa fa? Fa un'azienda sua. E c'era questo edificio rosa in fondo, che era la prima azienda dopo la tragedia. Verso Spilimbergo va a fare l'imprenditore di cemento, la vende e compra un'azienda di impianti per fare la pasta. Io non ce la farei a fare questa scalata progressiva. Successivamente è affiorato un disinteresse personale che l'ha portato a impegnarsi a fondo nell'interesse degli altri, soprattutto dei sofferenti e quindi delle persone anziane. Il vescovo di allora, Monsignor Bortignon, si prese a cura delle donne di servizio che finivano di lavorare, non sapevano dove andare. E il vescovo chiama Angela e dice: vai a fare il ragioniere, a fare il contabile. Da lì comincia quell'opera lì, la fa progredire, la porta avanti e ha questa sua capacità anche nel piccolo di fare innovazione. E poi comincia l'opera, e l'opera è una continua espressione di energia, che nasce da un appartamentino in centro di Padova per ex cameriere. Ecco, Angelo, in una scala più ridotta, per ovvie ragioni, aveva seguito il modello dell'impresa olivistiana. E quali sono i principi regolativi di questo? Che la persona va trattata da persona, il bene comune e non il bene totale. Perché il bene comune postula la prosperità inclusiva. Se io includo tutti nel processo lavorativo, non ho più bisogno di dare redditi di cittadinanza, di dare bonus, eccetera. E Angelo, che conosceva la dottrina sociale della Chiesa, lo ha dimostrato dedicando e quanto tempo alla realizzazione della cittadella, appunto, Civitas Vita. L'eredità di tipo morale è di quello di non stancarsi mai di operare per il bene comune, ma di farlo sempre con grande rigore ed efficienza. L'economia sociale non può essere vista come un segmento o una parte dell'economia. Ecco allora perché ho detto che Angelo è stato un imprenditore civile, perché noi abbiamo bisogno di economia civile, cioè di civilizzare tutto il mercato, non solo una nicchia. Non basta fare cose buone, bisogna farle bene. Perché efficienza vuol dire in pratica che a parità di risorse riesco a rendere più servizi. E Angelo Ferro per me è stata la personificazione di questa filosofia. Di fronte alla crisi, alle minori risorse che lo Stato riserva al terzo settore, c'è la grande risorsa del volontariato. E nel volontariato, dato un po' anche il genio italiano, ecco che affiorano un'infinità di iniziative nuove, creative. Ecco, ma questa è la grande risorsa dell'Italia. E il premio Ferro
con tutte queste partecipazioni sempre più vaste, lo dimostrano. Noi abbiamo, con Fondazione Zancan e con Intesa San Paolo, voluto indire questo premio perché ci sembrava una maniera efficace, ecco, di ricordarlo tramandandolo nell'insegnamento. Volevamo dare una mano alla crescita dell'economia sociale, ma secondo le necessità attuali e prospettiche, che sono quelle appunto di un uso efficiente delle risorse usate nell'economia sociale. E questo richiama l'innovazione. Tutto quello, insomma, che circonda a livello di processo, di prodotto, il mondo dell'innovazione nel profit, trova una corrispondenza molto importante anche nell'economia sociale. Quindi bisogna abituare a fare le cose buone, a farle con efficienza, a farle anche con creatività. Questo era il professor Angelo Ferro, molti temi toccati, bene comune, volontariato, impresa sociale, e con questo io voglio passare la parola al professor Tiziano Vecchiato, presidente della Fondazione Zancan, per raccontarci queste anche 8 edizioni del premio e quindi questo lavoro incessante sull'innovazione sociale. Le lascio la poltroncina. Preparate alcune slide per semplificare la presentazione, perché il premio è un'esperienza ricchissima a cui hanno partecipato in 8 anni più di 1800 realtà italiane, quindi un risultato incredibile che non si è interrotto neanche durante la pandemia, proprio perché queste realtà desideravano non solo vincere, ma anche capire come si posizionavano nella competizione. E quindi il premio è anche, come dire, un servizio, un aiuto a queste realtà. E adesso non so chi deve mandare la presentazione. Ah, si vede benissimo. Ecco, partiamo da questo libro. In questo libro 4 anni fa ha fatto sintesi dell'idea del premio, dell'innovazione dell'economia sociale, teorica e pratica, perché dentro ci sono le esperienze raccontate dai protagonisti dei primi 4 anni. E poi c'è la macchina del tempo. Si va al 1991, quando un altro libro è stato pubblicato e questo libro si chiedeva: ma il terzo settore o il terzo sistema, chissà come li chiameremo, ma che contributo potrà dare allo sviluppo economico e sociale? E il libro vede le testimonianze di ricercatori, studiosi di tutta Italia che erano convinti in quel momento che era necessario fare un salto di qualità sociale, rompendo lo schematismo pubblico-privato e aprendo la strada a un protagonismo che è di interesse pubblico. E come il premio ha interpretato l'innovazione? In parte l'ha già anticipato il professor Muraro, e cioè innovazione di prodotto, certamente, nuove idee per dare servizi alle persone, innovazione di processo, come produrre servizi veramente personalizzati e che non siano prestazioni, ma che ambiscono ad essere soluzioni. E poi innovazione nei processi distributivi dei prodotti e dei servizi, perché se devi farlo in modi solidaristici non puoi non coinvolgere la comunità locale, le persone e tutti quelli che sono interessati. E così ha preso forza e forma progressivamente, e lo sarà ancora nei prossimi anni, l'area dei servizi sociali di interesse generale. Ecco, il problema è come valutare la catena del valore che va dall'io al noi. Non è stato facile per la giuria composta da esperti molto prestigiosi.
perché devi valutare contemporaneamente la capacità innovativa, la capacità economica, la capacità inclusiva, e se non ci sono questi 3 ingredienti, ecco, non sei adatto al premio per l'innovazione nell'economia sociale. Farai bene, sarai bravo, ma non rientri nella selezione finale. E perché questa scelta? Il comma 2 dell'articolo 4 della Costituzione: ogni persona è chiamata a contribuire al progresso materiale e spirituale della società. Quindi non i buoni e i generosi, ogni persona, anche chi è in difficoltà, anche gli aiutati, ed è questa la capacità innovativa che noi siamo riusciti a leggere in una serie di esperienze e anche di valutarle. I problemi quali sono? Purtroppo li conosciamo e facciamo molta fatica a superarli. La grande frammentazione dei servizi, pensiamo alla crisi che c'è nel nostro sistema sanitario, ma non solo, tante prestazioni che non corrispondono ad adeguate soluzioni. Come trasformare allora le prestazioni in servizi a misura delle persone, personalizzati? E questo lo fai con un approccio strategico che la giuria, il premio, chiama concorso al risultato. Non posso aiutarti senza di te, è impossibile. Quindi io ci metto la mia parte, impresa, sociale, e tu ci metti la tua. E questo spiega come mai le migliori esperienze siano riuscite non solo a creare occupazione, ma a includere nell'occupazione persone che nessuno avrebbe considerato, valorizzato, assunto. Quindi questo è uno dei punti pregiati del premio. E lo vedete sotto la slide, quindi soluzioni occupazionali per ogni persona, nei limiti delle possibilità, e poi il poco che diventa tanto, perché mediamente le imprese che operano nell'economia sociale e che sono non profit non è che hanno dei patrimoni e delle capacità colossali, quindi sono costrette a valorizzare tutto quello che hanno a disposizione. E poi misurare certamente la capacità economica, ma la sostenibilità è la sfida dei prossimi anni, che ha anche lanciato la Comunità Europea, i bilanci di sostenibilità e di inclusione. Le soluzioni quindi, ed è l'ultima riga, capaci di reinterpretare il rischio imprenditoriale, perché uno dei grandi problemi del terzo settore qual è? Certo collabora con il pubblico, però qual è il valore aggiunto? Qual è il rischio imprenditoriale? Se è tutto coperto dalla convenzione, uno potrebbe dire la differenza dove sta, mentre noi nelle esperienze abbiamo visto che il moltiplicatore c'è, è possibile, è molto interessante. Veniamo ai numeri. Più di 1800 candidati nell'arco di 8 anni, e questi candidati hanno mostrato un vestito di arlecchino molto bello, perché è l'Italia. Una prevalenza nell'area dei servizi sociosanitari, cioè i servizi più diretti alle persone, ma poi una distribuzione che va in molte altre aree, quelle anche dell'arte, della natura, della sostenibilità ambientale. E vedete la progressione degli anni, dal 2017 87 e quest'anno 268. A un certo punto si è stabilizzata l'adesione al premio, anche perché i criteri di inclusione non sono complicatissimi, ma certamente sono impegnativi, come è giusto che sia. Le esperienze, almeno 2/3 hanno esperienze consolidate, più di 10 anni, e il livello di capacità operativa è distribuito, come vedete, a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale. Quindi
è cresciuto, si è estesa la capacità negli anni. Questi indici sono interessanti perché se uno guarda le candidature del sud e delle isole somma il 15%. Nell'ultima tabella a destra vedete che le candidature da Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia sul totale sono discese, ma non sono discese numericamente, ma proporzionalmente perché è cresciuto il sud. Quindi è proprio un premio nazionale, lo è diventato anno dopo anno. E infatti se noi guardiamo i premiati, la distribuzione non è coerente con le medie della partecipazione, perché i migliori sono nelle varianze, non sono nelle medie. E vedete 2 dal Veneto, 1 dall'Emilia Romagna, 1 dalla Campania, 1 da Calabria, Sicilia e Sardegna. Manca il vincitore di quest'anno, lo conosceremo tra poco. E vedete nell'altra figura la distribuzione dei vincitori delle cinquine, perché è un premio sociale, quindi aveva poco senso premiare una candidatura, ogni anno sono 5 i premiati e viene giustamente segnalata quella che la giuria ha ritenuto più originale. Bene, in sostanza, se dovessimo definire per la stampa, che vuol sempre 3 parole, forse 4, ecco, il premio è una palestra dove tu impari, non nasci innovatore, impari ad esserlo. E questa palestra è una palestra di socialità, e qui insomma vedete una serie di specificazioni interessanti, non voglio allungare troppo il mio intervento. Allora, palestra di socialità, di economia inclusiva, in cui il valore economico è sempre associato, strettamente collegato al valore sociale. Ecco, direi in sintesi è proprio lo spirito, il DNA del premio, e adesso lo vedremo nelle cinquine. Grazie. Grazie al professor Vecchiato e come giustamente ha detto adesso lo vedremo nei 5 finalisti. E vogliamo cominciare con il primo finalista, quindi voglio chiamare qui a fianco a me Fabio Micco, presidente della PS Brindisi Tabernacle. Allora, so che c'è un video di presentazione, non so se lo vogliamo mandare subito o se vuoi dirci 2 parole. Dico 2 parole e poi mandiamo il video. Benissimo. Buonasera a tutti, è un onore essere qui. Veniamo da Brindisi, sono con mia moglie Simonetta e siamo i fondatori dell'associazione di promozione sociale Brindisi Tabernacle. Quando abbiamo fondato l'associazione a dicembre 2019, poco prima della pandemia, avevamo in mente poche parole ed erano queste: aggiungere valore agli altri con entusiasmo. Questo era quello che abbiamo provato a fare con grande difficoltà nel 2020 e 2021 e con un'esplosione di attività da quel momento in poi, dalla fine del 2021, e le possiamo vedere insieme nel video. Praise is the water, my
questo era il vostro progetto? Questo è un nostro piccolo video. Che Tanto prova abbiamo a capito che sei un riassumere. musicista. Sì, sono un musicista. Ho studiato pianoforte per qualche anno. Raccontaci qual è, giustamente, l'innovazione che avete messo in questa economia sociale tramite l'associazione. Allora, ho provato a riassumere qualcosina attraverso un PowerPoint e quindi l'associazione di promozione sociale Brindisi Tabernacle la definiamo una porta aperta nella nostra città. Siamo ovviamente un'organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella promozione dell'inclusione sociale, dello sviluppo personale e professionale delle persone nella città di Brindisi in Puglia, nonché nella difesa di valori fondamentali quali la solidarietà, la multiculturalità e il volontariato. Noi siamo un'associazione bilingue, inglese e italiano, questo serve per l'integrazione. Io lavoro nel Dipartimento Finance and Budget della base ONU di Brindisi, United Nations. Mia moglie è una psicologa. Abbiamo deciso di mettere insieme le nostre competenze e tutto quello che vedrete non è altro che il frutto di noi stessi. Noi parlavamo inglese, siamo musicisti, abbiamo competenze imprenditoriali, di finanza, dal punto di vista tutta l'area del neurosviluppo, e quindi abbiamo provato a mettere in campo quello che noi potevamo e sapevamo fare. La nostra mission era è tuttora formazione ed istruzione, lotta alla dispersione scolastica e sociale, incremento dell'occupabilità e inserimento lavorativo. Cerchiamo con i nostri mezzi di combattere le 3 principali povertà che affliggono la nostra società e l'abbiamo suddivisa in 3 parti: la povertà economica, la povertà intellettuale, la povertà esistenziale. Ci sarebbe tanto da dire, ma il tempo scorre. I progetti in essere sono uno sportello d'ascolto dove operano 2 figure professionali in questo momento, l'assistenza allo studio dove abbiamo oltre 40 studenti che in questo momento seguono i nostri corsi, un grande programma alimentare che si è andato a sostituire addirittura a quello della Caritas, che ha chiuso nel centro di Brindisi dopo la pandemia, e ci siamo letteralmente sostituiti alla Caritas in città. E in questo momento stiamo sostenendo oltre 150 famiglie con distribuzione mensile di un pacco alimentare e altri generi di prima necessità. Abbiamo lezioni private di musica, di inglese, avete visto dei concerti, degli eventi, ci piace tantissimo la musica gospel, abbiamo spesso ospiti internazionali e per questo riusciamo a fare tanti eventi nei più grandi teatri della città, nelle piazze. Brindisi è una bellissima città e ci offre tante location molto molto interessanti. E poi un corso davvero innovativo è quello di Agile, che è un corso formativo di introduzione all'imprenditorialità, svolto nelle scuole medie, superiori e da un paio d'anni anche nella casa circondariale di Brindisi. Gli elementi di innovazione sociale che abbiamo sono sicuramente il bilinguismo, dove è veramente una chiave per l'integrazione, quindi non soltanto i nostri bimbi italiani che devono imparare l'inglese, e lo sappiamo tutti, ma abbiamo una comunità internazionale a Brindisi, tramite la base ONU e altre organizzazioni internazionali che sono lì, dove ci sono bimbi che parlano solo inglese, e quindi da noi c'è davvero l'integrazione, perché questo bilinguismo perfetto riesce a far integrare anche gli English speaking kids con noi. In questo momento c'è un summer camp con una 50ina di bambini, e vedere bimbi di tante nazionalità parlare in inglese e in italiano contemporaneamente è sicuramente un elemento di innovazione. E poi la nostra musica come elemento di fede, di ascolto, unione e alleanza per il perseguimento di obiettivi comuni. Noi vogliamo davvero essere una porta aperta nella nostra città. Questa è la nostra mission, quello che stiamo provando a fare. La domanda che mi sorge spontanea è perché? Da che cosa è nata la partenza di tutto questo? È una bellissima domanda. È nata da un bisogno. Brindisi è fra le ultime città in Italia per capacità di mantenere i giovani nella città. È una statistica che è uscita qualche settimana fa sul Sole 24 Ore, potete andare a controllare. Forse siamo quintultimi in Italia. I ragazzi vanno via, ma non vanno via perché si sta male, è una bellissima città, non vanno via perché non c'è lavoro, ma vanno via perché ci sono grandi problemi dal punto di vista di inclusione sociale. E quindi abbiamo visto un bisogno, intercettato un bisogno, e da lì davvero un'esplosione
dopo post pandemia, dopo la seconda pandemia, una esplosione di richieste di aiuto, soprattutto dal lato dell'assistenza allo studio, dove davvero lì vediamo una grande inclusione, perché ci sono ragazzi che vengono seguiti, ragazzi con problemi nel neurosviluppo, che vengono perfettamente integrati nel resto del gruppo, e questi ragazzi poi lavorano insieme, fanno le mappe concettuali insieme. È davvero un momento di integrazione molto importante ed era il nostro desiderio. E lavorate in famiglia, perché siete marito e moglie. Siamo marito e moglie e lo facciamo nel tempo libero, dato che lei è una psicologa e io lavoro alle Nazioni Unite. Allora, assolutamente un grazie per quello che fate, un in bocca al lupo e ancora i complimenti per il vostro progetto. Passiamo a un altro finalista, quindi voglio chiamare qui con me Marco Girardello di People and Culture, socio amministratore di Before, quindi abbiamo tutto in inglese per il momento. Venite da? Milano, dal carcere di Bollate. Questo ti serve? In realtà no. Ok. E Before altrimenti. Abbiamo pensato di utilizzare il nostro tempo a disposizione proponendovi delle immagini di quello che facciamo all'interno del carcere di Bollate, che forse è il modo migliore per raccontare un pochino altrimenti. In introduzione mi piacerebbe dire due parole sulla storia, perché 15 anni fa Before era l'idea nella testa di un detenuto, mi verrebbe da dire un detenuto qualsiasi, poi in realtà nessun detenuto è qualsiasi, che aveva in mente, aveva autointuizione, cioè che all'interno delle carceri sono chiuse tutta una serie di persone che rappresentano dei talenti che meritano di essere, che chiedono di essere disvelati e che hanno tanto potenziale da dare. Insomma, quel sogno di quel detenuto oggi è diventata realtà, è una cooperativa sociale. Oggi Before modestamente è il primo datore di lavoro nelle carceri italiane, con oltre 150 persone detenute assunte. Ogni giorno lavora con l'intento di promuovere lo sviluppo dei talenti all'interno del carcere di Bollate. Lo facciamo offrendo opportunità lavorative altamente qualificanti. Il video vi darà un'idea, lo facciamo in 3 filiere di valore sostanzialmente, quindi le attività di servizio alle aziende, di business process outsourcing, la rigenerazione di tutti quelli che sono i dispositivi di produzione nel mondo del vending, e poi una filiera invece più di servizio legata al controllo di qualità e al confezionamento. Facciamo questo tipo di lavoro cercando di costruire degli ecosistemi di collaborazione soprattutto col mondo delle imprese. Oggi sono più di 40 le imprese private che si affidano ai servizi che noi offriamo. Ci tengo a dirlo non con l'idea di fare un'azione filantropica, lo fanno con un intento di integrazione e di offrire la possibilità, attraverso il lavoro qualificato, di creare delle filiere virtuose. Altra cosa, se volete, interessante è che lo scorso anno è stato il decennale della cooperativa. In occasione del decennale abbiamo realizzato 4 eventi, uno rivolto al nostro stakeholder più importante, che sono i nostri soci, in cui ci siamo fatti la festa, insomma, per i 10 anni di storia, riconoscendo i meriti del nostro presente a tutti quelli che in questi anni hanno lavorato e hanno meritato, come dire, hanno acquisito meriti. Abbiamo fatto un altro evento molto importante coinvolgendo le aziende che ci stanno supportando, e poi abbiamo fatto 2 eventi coinvolgendo tutte le famiglie dei nostri colleghi. Sempre nello scorso anno abbiamo saturato gli spazi disponibili a Bollate, e allora il tema era: ci fermiamo qui o andiamo avanti? Il seconda clip che vi proponiamo vi racconta quello che abbiamo deciso di fare. Siccome Bollate dicono che è troppo facile fare impresa perché è un carcere innovativo, aperto, abbiamo scelto di replicare quanto di buono fatto a Bollate in un carcere che invece di buono ha poco e che è una sfida davvero complessa. Vogliamo vedere i video? Una formazione per un domani
poter mantenersi in condizioni assolutamente dignitose. E dare qualcosa in più alla società fuori domani. Ok, se metti la freccetta sul tuo abbonamento, sotto si apre una tendina. E che la persona non sia l'errore in sé, bensì un essere umano che ha commesso un errore, che ha compresso l'errore attraverso la costruzione. Questi pagano 6.000 watt, quindi. Oh, that's really good. Riesco a vedermi in un futuro normale, con un lavoro, una casa, tranquillo, senza ovviamente tutti i problemi che derivano dalla vita fatta precedentemente. Sento che la mia vita è fermata, sta continuando anche in galera. La voglia di credere nelle persone, nel dargli una seconda possibilità. Se ci mettiamo qualche altro strumento come il lavoro possiamo raggiungere dei risultati diversi. In carcere comunque ci sono persone che hanno una mentalità diversa, altrimenti arriva un po' da lì. Da quando lavoro in B4 sono diventata un'altra persona. B4 ha cambiato tante cose della mia vita. Questo era il primo video, ma come ci dicevi ce n'è un altro. Ce n'è un altro di video. Clip veloce di 90 secondi. Devo scontare 24 anni e 24 anni sono lunghi. Difficile non vuol dire impossibile. La casa di reclusione di Vigevano è sicuramente un carcere abbastanza complicato, difficile sotto vari punti di vista. Il progetto rispetto al carcere di Vigevano è partito da 4 giorni in maniera operativa e i ragazzi che hanno partecipato alla formazione sono 11. Siamo riusciti anche, tra l'altro, per portare a termine quelli che erano i lavori sulle infrastrutture e sulle strutture del call center, perché quello andremo a fare come attività a Vigevano. Quello che bisogna fare, quello che il carcere deve fare è dare delle opportunità. Nel salutarti e salutarvi e farvi in bocca al lupo, perché B4?
Ci vorrebbe un'ora per spiegarlo. Ah, ok, perfetto. Altrimenti il sottotitolo era scritto sulla porta del carcere di San Vittore quando Pino lavorava lì, ed era un po' il pensatoio dove si potevano sognare, fantasticare delle cose. In realtà il nostro nome vero è Altrimenti, poi Before c'è tutta un'altra storia dietro, ma è meno romantico. Lo scopriremo seguendovi. Grazie mille e in bocca al lupo. Ora chiamo invece Lucia Lauro, Project Manager della Cooperativa Sociale Rigenerazioni Onlus di Palermo. Eccoci qui. Buonasera a tutti e tutte, grazie. So che hai anche tu un video di presentazione, vuoi dire 2 parole prima o facciamo andare subito il video? No, il video fa parlare i veri protagonisti, io sono solo un umile rappresentante, quindi andiamo col video. Allora prego il video. In Fragranza è un progetto di innovazione sociale che ha cambiato tanto la mia vita. Ti dà la possibilità ai ragazzi come noi, ex detenuti, di ricominciare, di farti una nuova vita. Cotto in Fragranza per me è principalmente un lavoro, è una possibilità per cambiare la mia vita. È una cooperativa che mi ha dato la possibilità di essere autonomo. Per me è stata una scoperta perché comunque mi ha fatto riscoprire questo lavoro con il pubblico che io rifiutavo di fare ormai. Ricominciare una nuova vita, giustamente. Come una mamma che non ti giudica, ma che ha gioia nel vederti realizzare. Siamo davanti alle persone, aperte a tutti, quindi tutti ci possono conoscere tramite affresco e tramite i biscotti che produciamo. Quindi le persone possono capire che non sempre chi sbaglia non può cambiare. Quindi una ripartenza, prima abbiamo parlato di carcere, adesso parliamo di persone che sono uscite dal carcere che cercano di rimettersi in gioco. Sì, in realtà anche noi, prendo un attimo il telecomandino, faccio vedere qualche numero, e anche noi abbiamo iniziato la storia della nostra cooperativa Rigenerazioni dentro un carcere che è il carcere minorile di Palermo. La nostra cooperativa nasce proprio dal desiderio di creare innovazione sociale. Infatti noi parliamo nella nostra mission di strategie innovative, perché? Perché noi facciamo parte di una fondazione molto importante, la Fondazione Don Calabria, che fa da tantissimi anni progetti nel sociale, ma eravamo stanchi di aspettare, abbiamo parlato di marginalità del terzo settore, di aspettare che arrivassero dallo Stato, dall'alto, i fondi per risolvere i problemi di alcuni dei nostri ragazzi, di alcune categorie che non sempre finiscono nell'agenda politica. E da lì abbiamo deciso di creare la cooperativa per sperimentarci come imprenditori, quindi assolutamente questo premio ci ha dato quella spinta a raccontare questo aspetto della nostra cooperativa, cioè una cooperativa che è nata per lavorare sul mercato. Noi non facciamo assistenza, noi lavoriamo sul mercato. Abbiamo iniziato appunto dentro il carcere, i servizi attivi oggi sono 6, qua li abbiamo elencati, sono tutti servizi tra virgolette commerciali, cioè un ristorante, un B&B, servizi di catering, eccetera. E quello che facciamo noi è dare lavoro alle persone, cioè la cooperativa ha come obiettivo il reinserimento lavorativo, sia in piccolo dentro il carcere minorile di Palermo, ma soprattutto fuori. Ecco, noi abbiamo questo bellissimo ristorante, avete intravisto dei banani, delle palme, non nel video, è un ristorante che fa circa 130 coperti al giorno, e non è esattamente un gioco. Però la cosa di innovazione che abbiamo voluto mettere in atto è che la maggior parte dei nostri ragazzi, cioè la maggior parte delle persone che ci lavorano, sono ragazzi che vengono da questi contesti di rischio marginalità. Io faccio l'assistente sociale da 25 anni e alla fine vedi tanti progetti dove ci sono 3 tirocinanti e 18 operatori e dici ma
come funziona. Allora, per questo ci tenevamo a mettere i numeri: di 22 dipendenti, 17 sono ragazzi, soltanto 5 sono i formatori. E l'altra caratteristica è che noi cerchiamo di assumere a tempo indeterminato, cioè a differenza di tante cose che avevamo visto nella nostra vita in giro, invece di fargli soltanto un percorso di formazione e fare grandi volumi, grandi numeri, piccoli numeri e cambiamenti però seri, veri della vita delle persone. Questo è il fatturato che piano piano cresce, l'abbiamo messo perché siamo imprenditori e dobbiamo parlare di soldi. Anche voi più o meno con la pandemia. Esatto, anche con la pandemia siamo cresciuti sempre. 75 sono i ragazzi che sono passati dal 2016 a oggi. Abbiamo una statistica, circa il 65% è rimasto a lavorare nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza turistica, che è quello che noi facciamo, e oggi chi non è rimasto con noi continua a lavorare. Le parole chiave del nostro modello sono queste: ascolto, soprattutto ascolto del territorio. È inutile andare a fare dei progetti che arrivano dai nostri pensieri, ma bisogna parlare con le persone, capire di cosa hanno bisogno. Inclusione, perché è il fondamento, e sostenibilità. Ne abbiamo parlato. La nostra è un'azienda che se non chiude a zero, i nostri amministratori, là ce n'è qualcuno, poi quelli della contabilità ci picchiano. Un modello sostenibile è un modello che parla di qualità. Il nostro ristorante è un'osteria slow food. Quando noi abbiamo fatto il B&B abbiamo preso le 2 migliori architette di Palermo per fare la ristrutturazione della struttura, quindi puntare sempre in alto. Non perché parliamo di sociale dobbiamo parlare di tristezza, dobbiamo parlare di cose belle invece di cose di qualità. E quindi le risorse, la comunicazione col territorio e la formazione costante dei nostri ragazzi. Questo è il nostro modello, è un disegno che vi racconta che ci sono tante barriere, tanti limiti nella nostra società che creano una marginalità. Questa marginalità con la residualità del terzo settore porta a cose difficili come il reato, che è una spaccatura con la società, a una patologia psichiatrica, la famosa doppia diagnosi di cui si parla tanto per ora, o alla vita in strada o ancora alla sostanza. Oggi c'è di nuovo un aumento delle dipendenze. Quello che facciamo noi è prenderli in carico sia dal punto di vista sociale che poi fare l'inserimento lavorativo. All'inserimento lavorativo, che è solo fatto on the job, noi non facciamo formazione se non quella dentro il mondo del lavoro, noi uniamo forme di sostegno sociale, viaggi con i nostri ragazzi, cene con le famiglie, supporto all'abitazione, tutto ciò che serve per rimetterli in carreggiata. E da qui viene la vera reintegrazione. Solo l'inclusione, cioè solo il lavoro, senza il sostegno sociale, senza fargli cambiare prospettiva, senza portarli a vivere nuovi contesti, nuovi territori, non farebbe una vera reintegrazione. Scaleremo il nostro progetto da Palermo, dove è nato, in altri luoghi. Abbiamo già iniziato a Casal di Principe, abbiamo già iniziato a Ferrara, Roma e Verona. E questa è Casa San Francesco. La struttura che avete visto è una struttura di 3.800 metri quadri di fronte alla cattedrale di Palermo, una struttura che era abbandonata e che invece oggi è una struttura mista dove ci sono attività commerciali che la sostengono e attività sociali classiche della Fondazione. Grazie. In bocca al lupo naturalmente per tutti i progetti, ho visto che siete sbarcati anche in Veneto, quindi vi diamo il benvenuto. In bocca al lupo. Grazie mille. Continuiamo con Virginia Falconetti, antropologa, educatrice pedagogica, soccorritrice 118 e delegata dell'area salute e sviluppo della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Visso a Macerata. Intanto a te il microfono. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie, siamo lusingati di essere qui. Io pensavo di raccontarvi un po' di noi scorrendo qualche immagine. Siamo 5 comuni sparsi dell'entroterra marchigiano, della provincia di Macerata, dell'Alta Valle del Nera. Nasciamo come figura prettamente di 118, H24, se non che quando si guarda il nostro emblema siamo abituati a pensare subito alla protezione al concetto di salute, di bios, nel senso ontologico del termine. In realtà nel nostro tempo il concetto di salute oggi è molto più complesso. E questo è un focus verso cui si sta indirizzando non solo Croce Rossa Visso, ma Croce Rossa Italiana in generale, insegnandoci che la cura della persona procede a 360 gradi. Sarebbe stato facile per noi ad un certo punto ripiegarci su noi stessi quando siamo stati l'epicentro del sisma nel 2016,
ma abbiamo subito realizzato che la vera salvezza, come tutti noi sappiamo all'interno di questa stanza, è nella capacità di agire e di fare. E allora, con la follia creatrice di cui parlava anche Platone, no? Nel simposio, che è poi la matrice delle grandi azioni degli uomini, abbiamo pensato di restituire un po' di amore e di cura al territorio che tanto ci aveva dato. Guarda caso, l'amore viene definito come il figlio di risorsa e di povertà. E chi meglio di noi poteva sapere che cosa volesse dire coniugare la risorsa e la povertà allo stesso tempo? Oggi noi viviamo in un contesto fatto di strutture sanitarie di emergenza, poiché comunque la ricostruzione vera e propria è partita adesso, che allo stesso tempo hanno il dono di tenerci vicino, ma di spersonalizzarci completamente. Sono venuti a mancare tutti quelli che erano i punti di socializzazione, questo è un intervento tipo, sono venuti a mancare tutti quei punti di riferimento e di socializzazione che c'erano prima del terremoto. Ci insegnano ad essere di alta qualità e noi ci siamo detti che oltre ad essere di alta qualità volevamo fare di più e con cura. Quindi nel tempo libero, nel tempo dello stand-by di 118, abbiamo pensato che gli stessi meccanismi, gli stessi insegnamenti che ci venivano dati per salvaguardare la salute della persona serviva a migliorare il livello di vita degli stessi personaggi. Qui siamo durante un'attività di protezione civile. Ci siamo detti, questo è uno sportello sociale che abbiamo potuto attivare con il supporto di Enel e che ci ha reso estremamente capillari sul territorio, perché entrare nella casa delle persone non è una cosa che si fa di violenza, ma si fa in punta di piedi. Ad accesso diretto, quindi su richiesta degli utenti, ma anche attraverso coloro che capivamo in stato di difficoltà, l'abbiamo presi in carico in tutti i modi che potevamo, dal supporto alimentare al segretariato sociale per l'ottenimento dei presidi sanitari, perché comunque essendo un avamposto montano raggiungere i servizi è estremamente complesso. Questi sono i compleanni. Poi abbiamo portato sostanzialmente, qui arriviamo al punto dell'innovazione sociale, un'alternativa alla necessità di residenzializzarsi per il soddisfacimento delle necessità sociosanitarie. I nostri anziani non hanno più bisogno di andare in struttura, restano all'interno di un servizio organico di servizio a domicilio. E allora, dall'assistenza dura e pura alla persona, tutto ciò che migliora la cura, la qualità della vita delle persone, quindi la compagnia, e che lavora contro l'isolamento e la marginalità dell'anziano, ci siamo messi in campo con le nostre risorse, quindi piccole attività occupazionali a domicilio, le colazioni con gli amici, i compleanni all'interno della propria comunità. Ci sono nuclei di anziani che si stanno trasferendo perché sanno che in noi trovano un punto di riferimento focalizzato e affidabile per le proprie necessità. Quello che ci lusinga di più, ed è già la seconda volta che uso questo termine oggi, quindi è una giornata fortunata, è che molti di coloro che erano dei soccorsi, cioè necessitanti sostegno, sono diventati dei volontari. Quindi alla faccia delle buone pratiche, se me lo consentite. Inoltre a tutto ciò si aggiunge ai volontari standard anche tutti quei percorsi alternativi che abbiamo messo in campo, dal servizio civile allo sconto alternativo alla pena, alle borse lavoro, questo per far sì che nel tempo, e qui ci approcciamo ad un altro piccolo addendo che vorremmo portare, e quindi la capacità di creare una società sempre più solidale e accogliente per la terza età, e quindi creare dei luoghi di ritrovo, delle attività ludico-ricreative ma anche relazionali che riaccompagnino gli anziani all'interno del loro territorio, della loro popolazione, e insegnare alle nuove generazioni che avere una vocazione è la guida per una vita felice, perché poi in fondo quello che dice di noi è il nostro operato. Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita. Una. Per tutti avere una grande passione, un grande amore e tenerselo, cercare di tenerselo tutta la vita. Cercate di averne una forte e non fatevela rubare da nessuno.
Sarà Gerry Scotti, dalla voce. Sì, abbiamo rubato un pezzettino perché ci sembrava che insomma rispecchiasse bene quello che pensiamo per il futuro, di approcciarci con tanti dubbi, una grossa capacità di dialogo, ma tanta fiducia. Quanti siete? Un pugno di coraggiosi, diciamo di volontari operativi, possiamo essere una cinquantina, adesso abbiamo 5 OS, diversi utenti perennemente in crescita e speriamo di poter includere nella nostra crescita anche coloro che non possono permetterselo economicamente, perché ovviamente al momento il servizio, quello prettamente sanitario, quindi quella piccola quantità di ore che serve all'utente al proprio domicilio è a carico dell'utente. Di corollario ci sono tutte le capacità laiche che portiamo noi volontari, che portano tutte le persone che collaborano nel tempo libero e nello stand-by del 118. Più ottimizzazione di così. E quante persone invece coprite? Adesso siamo arrivati a una trentina nell'arco di 4 anni, che per noi comunque è veramente tanto, perché siamo delle piccole realtà, 5 comuni piccolini, pieni di persone anziane che sono tornate però su quella che è e resterà una faglia attiva e capace, ma con un amore talmente sconfinato per la propria terra che non poteva tenerli che lì. La vostra parola d'ordine? Sicuramente coraggio e follia, 2. Grazie, naturalmente, e in bocca al lupo. Chiamiamo l'ultimo finalista, che è Luca Leonardi, presidente di Il Ponte, società cooperativa sociale di Schio. Grazie. Serve questo? Sì. Ok. Questo? Sì, okay. Suppongo di sì, proviamo. Sì, prova. Buonasera a tutti, è un onore essere qui e il saluto più grande è che ho la fortuna, essendo vicini di casa, di avere tutta la curva. Un pubblico. Un pubblico che in realtà farà per la fortuna ola. non è lasciato a casa gli striscioni. E è un onore essere qui e grazie a tutti per la presenza. Il Ponte è una cooperativa sociale di tipo B che ha sede a Schio, in provincia di Vicenza, e nasce, non si vede? Sì? No, non nasce dal 19, ma dal 1982. Nasce da un gruppo di persone a seguito delle battaglie per l'inclusione scolastica, un gruppo di persone che si sono posti in un interrogativo, hanno individuato un bisogno e hanno cercato di dare risposta a questo bisogno dando vita a una realtà, e da qui prende il nome la cooperativa, è una realtà che potesse essere da ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. C'era Don Ciotti anche lì nella foto. Sì, quella era i festeggiamenti dei 40 anni nel 2022, uno degli eventi che abbiamo organizzato. E da oltre 40 anni la missione della cooperativa e l'obiettivo è l'inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, disagio psichico e sociale. Oltre alle persone svantaggiate regolarmente assunte a norma legge 381, in cooperativa avviamo percorsi formativi in collaborazione con l'ente pubblico, in particolar modo col servizio di integrazione lavorativa, in realtà anche con altre associazioni cooperative ed enti, e tirocini formativi che hanno l'obiettivo finale di essere assunti nelle aziende del territorio tramite la legge 68 del 99. Oltre a questi progetti, e ne cito principalmente un altro, che sono i progetti di inclusione sociale in contesto lavorativo, che sono rivolti a persone con una disabilità più grave e sono percorsi che si posizionano in alternativa a quelli anche ai centri diurni. Allora, qui devo andare veloce, in realtà questa è una raccolta anche di testimonianze, appunto l'impegno comune, il lavoro, pur essendo tutti progetti personalizzati, ci sono degli obiettivi che sono trasversali. Vado velocemente, ne leggo in realtà uno: sentirsi valorizzati, quindi il lavoro condiviso, comune,
volto a che ognuno possa sentirsi valorizzato, ad acquisire autonomia e sicurezza, sentirsi protagonista e parte di un progetto, prendere coscienza dei diritti e dei doveri dei lavoratori. Qui leggo questa perché ha un forte impatto e racchiude anche il significato che ha la cooperativa e il credo e la mission. So che ho il diritto di essere messa nelle condizioni migliori per fare il mio lavoro, perché se lavoro bene, sto bene con me stessa. Vado avanti velocissimo: accettare i propri limiti e riconoscere le proprie capacità, cooperare, lavorare insieme e vivere la solidarietà come valore. Qualche numero veloce, non sono tutti perché ripeto ci sarebbero altri progetti e altre collaborazioni. Comunque dal 1982 la cooperativa è stata a riferimento per oltre 250 tirocini formativi, 100 di queste persone hanno trovato collocamento presso le aziende del territorio e lavoriamo molto anche con le scuole. Questo è un altro dato, 80 appunto stage scolastici. Qui leggo per non andare troppo lungo, però mi è venuta in mente questa cosa ragionando anche con altri colleghi, perché penso che se si parla di innovazione sociale crediamo fortemente che i valori siano alla base di un lavoro condiviso e di una continua ricerca di benessere in un tempo che ci sta mettendo tutti a dura prova. Un po' sfasata. Ok, qui c'erano 6 foto e la cooperativa nasce nel 1982 e tuttora si pone l'obiettivo di non essere una struttura di tipo assistenziale, ma una realtà che opera direttamente nel mercato. E i settori che abbiamo nel nostro capannone sono un po' in ordine anche cronologico: un'attività, un reparto di packaging e confezionamento di prodotti monouso, plastica e materiale biocompostabile, una piccola officina meccanica, assemblaggi vari, viteria e cartotecnica, lavorazioni di confezionamento secondario che necessitano di ambienti asettici, confezionamenti alimentari in macchina e anche manuali, e l'erboristeria biologica. L'erboristeria biologica è l'aspetto innovativo che abbiamo scelto di presentare appunto per questa occasione. E la storia della nostra erboristeria, in realtà devo andare avanti, anche qui sono sfasate, non importa. E la storia della nostra erboristeria, dove confezioniamo infusi e spezie biologiche, nasce da una possibilità e da una sfida, in un momento in cui la cooperativa si interrogava anche quali opportunità nuove per restare nel mercato e per dare nuove possibilità di inserimento lavorativo e di percorsi formativi. E una sfida davanti a una situazione di un'azienda della provincia di Vicenza, Profit, che stava per chiudere. Davanti a questo la cooperativa ha scelto di tracciare un percorso. Si è iniziato prima con l'affitto di impresa e successivamente siamo passati all'acquisto dell'attività. E oggi il Ponte è proprietario di quei 2 marchi che un po' si intravedono, che Erbalia, un marchio sempre di tè, infusi e spezie biologiche, che si trova presso il nostro spazio, presso piccole catene, piccoli negozi specializzati e altre realtà del territorio, e poi un marchio storico italiano, tra i primi nel settore e anche per la tipologia di prodotto, e un marchio che ad oggi è in esclusiva in tutto il territorio nazionale presso le catene e i negozi specializzati bio. Ecco, la Natura Sil, tempo va avanti. E allora, scusate un secondo. Allora, come ogni scelta i rischi erano dietro l'angolo, ma grazie all'impegno e alla determinazione di tutte e di tutti, oggi la nostra erboristeria biologica è consolidata. È una consolidata attività, ma soprattutto un luogo di integrazione sociale e di formazione che ha dato il via ad una direzione aprendo nuovi canali, quali il confezionamento alimentare e tutte quelle lavorazioni che richiedono standard elevati di controllo qualità.
Gli aspetti innovativi sicuramente sono stati quello dell'adeguamento della struttura. Ad oggi siamo arrivati a circa 800 metri quadri di ambienti assetici che si suddividono in laboratori e magazzini di stoccaggio. La gestione commerciale e di sviluppo del marchio, l'espansione della rete di vendita su tutto il territorio nazionale. Quando siamo partiti, il fatturato che portava questa attività era di circa 350.000 euro, oggi siamo sul 1 milione di euro e questo grazie a tutti voi. E la gestione interna della qualità, nel tempo ci siamo dotati anche di una figura specializzata in materia e vado avanti velocissimo per andare verso la conclusione. E la scelta delle materie prime tra gli aspetti strategici e la selezione sia per gusto che per qualità, il controllo della qualità l'ho già citato, ma soprattutto un grande risultato anche che sia un aspetto strategico innovativo è prendere un prodotto, per noi è stato prendere un prodotto che inizialmente era di un'azienda profit e reinserirlo nel mercato dando quel valore etico e sociale aggiunto. E i risultati sociali li ho un po' già citati, ad oggi per dare qualche numero, lavorano nel reparto di erboristeria circa 20 persone, tra cui 7 operatori e il resto fanno parte dei progetti che prima vi ho citato. E i risultati economici, un elemento importante che volevo condividere, il fatturato un po' ve l'ho già detto, è che come cooperativa per quanto riguarda il fatturato solo il 5% deriva da convenzioni e contributi, tutto il resto è frutto del lavoro, dell'impegno quotidiano di tutte le persone che ogni giorno timbrano, si spendono e poi magari si fermano anche un po' di più. Abbiamo finito. Futuro. E direi che qua c'è tutto. Ah no, questi siamo ma questi siamo noi. Grazie a tutti e grazie alla cooperativa Il Ponte di Schio e in bocca al lupo. Viva il lupo. Mettiamo questo giù perché prima di annunciare quello che è esattamente il vincitore, abbiamo la ola, i sostenitori, voglio richiamare qui appunto accanto a me il professor Gilberto Muraro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e professore emerito di Scienza della Finanza dell'Università di Padova, la professoressa Franca Maino, direttrice scientifica di percorsi di secondo welfare e professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, e Chiara Tomasini, presidente di CSV Net. Perché? Perché faremo una riflessione assieme appunto ai nostri relatori su quella che è l'innovazione sociale in Italia, quelle che sono le esperienze e le prospettive future. Professore, a lei la parola, qui sono i microfoni. Grazie. Non so chi vuole tenere poi, eccolo qui. Bene, abbiamo ritenuto, dopo aver sentito 5 esperienze veramente stimolanti, di fare una riflessione a 360 gradi sul terzo settore, sulle sue prospettive evolutive e quant'altro. Però prima bisogna appunto che commentiamo queste meravigliose 5 esperienze che abbiamo sentito, quindi chiedo a Chiara Tomasini se vuole cominciare. Chiara Tomasini, avete sentito, rappresenta il mondo del volontariato, è presidente del CSV Net, quindi quello che è la punta di diamante del terzo settore, mentre la Franca Maino è una grande osservatrice, presidente di quello che considero il migliore centro di ricerca sociale oggi in Italia e quindi ci potrà dare il suo punto di vista come osservatrice dei fenomeni. Allora Chiara, come reagisci? C'è qualcosa che ti ha particolarmente interessato in queste 5 esperienze, che ti ha colpito? Mi ha colpito, mi ha colpito nel senso che è stata una conferma ulteriore, il valore del volontariato. È stata usata una parola a un certo punto da una, credo dalla volontaria della Croce Rossa, ha parlato di follia. C'è stato mi ha fatto venire in mente un convegno un po' di anni fa che si parlava della follia dei volontari.
nel senso chiaramente non della follia, ma proprio della passione che ci mettono, delle idee che tirano fuori e del contributo che il volontariato ci mette in attività che nel corso del tempo danno vita poi anche a delle strutture più organizzate, a degli enti più chiaramente con vocazione anche di tipo un po' più imprenditivo, alle cooperative sociali, alle fondazioni. La maggior parte magari nasce anche da attività che all'inizio prendono il via dai volontari, per cui è una chiave di una riflessione che mi porto a casa questa sera è aver cura del mondo del volontariato. Vuol dire anche avere una visione di società, avere una visione di coesione sociale all'interno delle comunità, dare valore, dare importanza a chi si spende gratuitamente per gli altri, e sappiamo anche quanto sia fondamentale fare in modo che questo tipo di impegno venga valorizzato, venga tutelato, venga custodito, non venga perso per strada, non venga continuamente frustrato anche da lacci, legami, lacciuoli, perché poi il risultato dell'impegno lo abbiamo visto, è stata una carrellata incredibile di attività che vengono fatte in tutto il territorio italiano. Ne sono state scelte 5 chiaramente, però pensiamo a quante altre realtà ci sono assolutamente di valore. Grazie, mi pare che appunto la sintesi sia che il volontariato, oltre alle cose dirette e positive che fa, è un po' il lievito della società, insomma, no? È un'iniezione di solidarietà che poi frutta per 1000 vie e di cui dobbiamo essere tutti riconoscenti. Franca, come la vedi? Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente mi hanno colpito moltissimi aspetti, ma ne voglio sottolineare uno in particolare, o partire da qua almeno. Mi ha colpito la capacità di queste 5 esperienze di agire sulla trasversalità tra gli ambiti e i settori, cioè di non lavorare più in verticale, ognuno nel proprio pezzetto, spesso che si conosce bene, ma mettersi in gioco rispetto ad altri ambiti ed altri settori. Quindi il sociale che incontra la cultura nella prima esperienza che ci è stata raccontata, quella di Brindisi, il sociale che incontra la sanità nell'esperienza della Croce Rossa, il sociale che incontra diciamo in qualche modo il tema dell'accoglienza, del turismo, dello sviluppo, nel caso diciamo dell'esperienza di Palermo, della Sicilia, il sociale che incontra la tecnologia, o almeno io ho colto anche questo nell'esperienza di Before, e poi il sociale che incontra la natura come l'erboristeria. Insomma, non è solo cioè cogliere in quello degli elementi che diventano linfa per accogliere, per generare inclusione, per valorizzare la diversità. E oggi io credo che abbiamo sempre più bisogno di questa trasversalità per superare le sfide del presente. Bene, mi permetto di accentuare a titolo personale questo concetto della trasversalità, dicendo che quello che mi ha colpito in questa edizione rispetto alle precedenti è un po' la consapevolezza che la sostenibilità implica sfidare il mercato e sopravvivere al mercato. C'era sempre stato questo anche, ricordo esempi di cooperative vincitrici nelle edizioni precedenti, ma l'ho sentito particolarmente accentuato, e questo mi pare sia una prova di coraggio, come si diceva, ma di coraggio razionale. Ecco, viene in mente le parole che diceva Zamagni commentando Angelo Ferro, quando diceva non basta avere una nicchia positiva, bisogna fare economia civile, cioè bisogna diffondere in tutta l'economia una diversa ispirazione, un diverso comportamento. Qui siamo sulla strada giusta. Però ecco, adesso allarghiamo un po' la visuale e parliamo di terzo settore in generale. Statistiche Istat o altre fonti quantitative, cosa vi dicono? Che evoluzione sta avendo il terzo settore in Italia?
Cominciamo sempre da Chiara. Statistiche Istat, quindi censimento Istat che viene fatto ogni 10 anni, rilevazioni che da una all'altra ci danno anche il trend di come ci si sta muovendo. L'Istat ci dice che le istituzioni no profit rispetto all'ultima rilevazione di 10 anni fa sono il più 20%. Poi all'interno dei vari settori, piuttosto che il trend di chi ha un po' più la vita più lunga, un po' più la vita più breve, cioè chiaramente ogni settore ha le proprie dinamiche, però ci sta dicendo che è un settore molto, molto importante e molto più che va proprio a incidere all'interno della comunità in maniera sempre più pervasiva e che forse è un po' sottovalutato anche dalle politiche pubbliche. Andiamo a investigare, andiamo a vedere e analizziamo i dati quantitativi e i dati poi qualitativi. Chiaramente, essendo presidente di un ente che si occupa di volontariato, il dato che ha suscitato lo shock l'anno scorso quando l'Istat ha fatto uscire la rilevazione è stato quel meno 15,9% di volontari attivi all'interno delle istituzioni no profit, che subito ha lasciato abbastanza non dico nel panico, però è stato un dato che ha messo in evidenza una criticità, perché comunque è un numero oggettivo che è stato rilevato e quindi di questo numero ci si deve fare anche conto, che però poi anche Istat è andato a interpretare analizzando da che cosa era dovuto, che cosa era stato ad influenzare un meno 15,9% di volontari all'interno delle istituzioni no profit. Dall'osservatorio che abbiamo all'interno del sistema dei centri di servizio che di fatto lavorano, collaborano, sostengono, supportano il mondo del volontariato in Italia, questa rilevazione, non dal punto di vista sicuramente oggettivo, però dal punto di vista dei racconti, delle progettualità che stavamo vedendo sui territori, era un qualcosa che si stava rendendo sempre più evidente. E probabilmente ci sta dicendo questo dato, ci sta dicendo non è una crisi dell'impegno del volontario, una crisi del volontariato, ma siamo di fronte alla modificazione dell'impegno dei volontari. E quindi all'interno della modificazione dell'impegno dei volontari di fronte a un volontariato che cambia, si iniziano anche a vedere le criticità, se così le vogliamo definire, all'interno degli enti che hanno dei volontari. Noi abbiamo un tessuto associativo all'interno delle nostre comunità fatto da tantissime realtà di medio-piccole dimensioni, oltre l'80% degli enti no profit sono associazioni che hanno volontari di media-piccola dimensione, quindi pensiamo anche a quante persone operano all'interno delle associazioni. Per questo mi ricollego anche all'importanza di monitorare lo stato di salute del volontariato sui territori, perché rilevano i bisogni, perché sono le antenne di quello che sta succedendo, perché si tirano sulle maniche e non si girano dall'altra parte. Abbiamo sentito prima parlare di passioni, abbiamo sentito parlare prima di inclusione, abbiamo sentito parlare prima di ascolto. Sono tutte cose che sono proprie del mondo del volontariato, e quel meno 15,9% fa pensare. Poi lo andiamo a comporre con tutta una serie di altri indicatori che ci stanno arrivando, che ci fanno dire forse non è
un meno 15,9%, cioè non c'è un calo dell'impegno dei volontari, si è trasformato, e come si sta trasformando fa anche pensare che forse anche noi come strutture a supporto e a sostegno del volontariato un briciolo di strategia diversa per il supporto ai volontari la dobbiamo mettere in campo. Bene, mi pare che sia anche doveroso ricordare che proprio con la presidenza di Chiara Tomasini CS VNet ha sviluppato una serie estesa di servizi su larga scala con l'idea di abbattere i costi e di diffondere quindi le capacità imprenditoriali all'interno del mondo del volontariato. Quindi la formazione, la consulenza fiscale, la consulenza contabile e quant'altro. E questo mi pare vada in questa direzione, appunto, di rafforzare il volontariato. Bene, come la vede di nuovo Franca Maino? Sì, allora i numeri li ha dati Chiara, e io provo a dirvi dal mio osservatorio cosa vedo dietro questi numeri e quali mi sembrano essere le trasformazioni in atto. Intanto mi sembra che il terzo settore nel suo complesso e il volontariato in particolare hanno provato, in molti casi con successo, a reagire alle crisi ripetute che stiamo affrontando in questi ultimi anni, dalla crisi del 2007 e del 2008 alla crisi pandemica e a tutto quello che poi è seguito. Quindi intanto un terzo settore, un volontariato che si dà degli strumenti, modifica le proprie logiche, i propri approcci per essere sempre più capace di reagire quando ci sono delle emergenze, ma anche di prevenire e di essere sempre più pronto e capace ad interpretare un cambiamento di cui è parte. E da questo punto di vista vediamo un terzo settore che investe sulle proprie professionalità, quindi il tema della formazione, ma che non è una formazione, diciamo, un po' episodica sull'onda delle emergenze, ma è proprio un voler attrezzarsi per saper agire, come dicevo, preventivamente. Quindi una maggiore attenzione alle ricadute, no? E una formazione finalizzata. Il grande investimento sull'area dell'innovazione sociale, se ne è parlato anche nell'intervento, è stato bene richiamato nell'intervento di Vecchiato, il concetto di innovazione sociale. Io voglio qui ricordare che non c'è innovazione se non c'è investimento sulla dimensione relazionale tra le persone, tra le organizzazioni, per arrivare sempre più a agire insieme, a collaborare e quindi davvero dal basso, nelle comunità, nei territori, fare rete, lavorare insieme. E i 5 finalisti, le esperienze che sono state illustrate prima, bene testimoniano di questo cambiamento. E poi anche le aree di intervento sono diverse dal passato. Un tempo il volontariato, il terzo settore agiva sull'onda di quelle aree di intervento più tradizionali, quelle che nel nostro paese si sono sviluppate negli anni 70 e negli anni 80 intorno ai servizi sociali delle pubbliche amministrazioni. Oggi il terzo settore e il volontariato portano anche una ventata di novità, oltre che di innovazione, nella capacità di diversificare gli ambiti di intervento, e questo io credo sia un ulteriore elemento da sottolineare. Grazie. Cambiamo argomento, ma di poco. Il terzo settore di recente ha avuto una grossa novità normativa, che è l'introduzione del registro unico del terzo settore, il RUNTS, che promette di essere un'innovazione normativa appunto rilevante, capace di dare coerenza e trasparenza a questo mondo, no, un po' frammentato. Però qualcuno l'ha vissuto anche come un sistema di regole che effettivamente può, come dire, costringere la creatività, che invece è caratteristica un po' di tante attività del terzo settore, in particolare delle piccole, del volontariato. Come vedete, intanto volete dire il vostro parere, come è andata questo RUNTS? Ci ha dato buoni risultati? Siamo di fronte alla fine della storia? Oppure il confronto magari con l'Istat dice che qualcosa ancora non va nelle visioni oggettive che abbiamo del terzo settore? E comunque all'interno appunto cosa produce tra elementi positivi e elementi negativi?
Diciamo che a distanza di mesi dall'istituzione del RUNTS è uscito da poco il primo rapporto fatto da Unioncamere e il Ministero del Lavoro sui 120.000 enti iscritti al RUNTS, che sono una parte di quelle istituzioni no profit chiaramente che misura l'Istat. Sono 120.000 enti e di cui circa 69.000 trasmigrati, quindi tutti quelli che prima conoscevamo sono finiti nel registro unico, e per noi sono circa 70.000 ODV, APS e le cooperative sociali. Il resto sono nuove iscrizioni, che non vuol dire che sono nuove entità nate adesso, ma magari stavano fuori da tutti i registri e si sono iscritti adesso. Quello che rileva, per quello che chiaramente è la competenza di quel pezzetto che ci riguarda in questo momento, la parte associativa, quindi i due pezzetti del registro che accolgono le associazioni, quindi le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ci fanno vedere come dal punto di vista numerico le associazioni di promozione sociale hanno raddoppiato, sono il doppio rispetto alle organizzazioni di volontariato, e questo per chi chiaramente è un conoscitore anche storico del mondo del volontariato è un tema, nel senso che dove stiamo andando a finire come mondo del volontariato, tanto che una riflessione sulle differenze tra queste due tipologie giuridiche la stanno iniziando a porre. Un'altra riflessione che ci sta dando appunto l'analisi del registro unico, che è stata una grande operazione culturale, prima di tutto per il mondo del terzo settore, un'operazione di trasparenza, un'operazione anche di riorganizzazione anche delle governance, di tutto il settore, oltre anche che un'operazione per dare dignità agli enti stessi, è che si iniziano a vedere all'interno di tutte le analisi anche la composizione dei vari trend. Per esempio, una cosa che ci ha colpito per quanto riguarda appunto il volontariato è che il volontariato all'interno degli enti è un volontariato mediamente occasionale. Quindi se nelle organizzazioni di volontariato hanno più un volontariato più storico, più fidelizzato, che più fa attività sistematica, all'interno di tutto il resto delle associazioni il volontariato è molto più occasionale, quindi anche il modo con cui si partecipa all'interno delle associazioni sta cambiando. Per questo dico, una riflessione va fatta anche all'interno degli enti sulle capacità che hanno di attirare o comunque di impegnare in maniera sistematica le persone, ma anche del bisogno che stanno esprimendo le persone di fare magari diverse esperienze, diverse nel tempo, diversificate, e quindi la possibilità che possiamo dare anche a chi magari è giovane e approccia a questo ambito della propria vita per la prima volta, riuscire a trovare anche delle esperienze di valore per fare effettivamente poi magari durare del tempo, non è così facile. Quindi anche solo andando a interpretare e leggere dei dati quantitativi e qualitativi, perché poi stanno uscendo anche quelli, per noi è importante, è assolutamente fondamentale nell'affrontare le migliaia e migliaia di enti che afferiscono al sistema dei centri di servizio per il volontariato, e sono sempre di più le persone che stanno fuori dagli enti, che non fanno parte di quei 4 milioni e rotti che l'Istat ha misurato, quei 2 milioni e mezzo di volontari che stanno negli enti di terzo settore, ma stanno completamente fuori e fanno attività di volontariato slegato da un ente di appartenenza, il cosiddetto volontariato fluido, liquido. Poi le definizioni si stanno moltiplicando: il volontariato dei grandi eventi, il volontariato delle grandi emergenze.
Sono esperienze che vengono fatte dai cittadini e che devono comunque lasciare il segno all'interno della vita delle persone. Come riusciamo a fare in modo che queste diventino effettivamente una ricchezza anche per le comunità? Questo è un altro tema che si pone come riflessione. Mi pare di capire che come ogni sistema di regole è un punto di forza per chi entra in questo sistema di regole, si trova appunto stimolato a crescere, e però può creare anche delle frange che rimangono fuori, che sono comunque vitali, se ho ben capito il ragionamento di Chiara Tomasini, e quindi dobbiamo avere una società che è ricettiva sia nei confronti del terzo settore strutturato, diremo, sia nei confronti del terzo settore, essenzialmente del volontariato non strutturato, che continua a sopravvivere ed essere una forza positiva nella nostra società. Ma adesso sentiamo il verdetto di Franca Maino, che ha seguito molto attentamente tutta questa fase di costruzione, insomma, di un nuovo sistema di regole per il terzo settore. Come lo vedi? Intanto si potrebbe dire luci e ombre, luci e ombre legate al fatto che non è un percorso, un processo concluso, ma è ancora in divenire. Quello che io trovo davvero interessante e importante è che finalmente si stanno raccogliendo dati sul mondo del terzo settore in modo sistematico, e i dati sono fondamentali per conoscere, per generare le basi per il cambiamento, per la realizzazione degli interventi, se si sanno appunto interpretare. Cresce attraverso il RUNS, io credo, la cultura del dato, non solo nel mondo del terzo settore, ma a livello locale, negli amministratori. E il RUNS apre la possibilità di programmare, di progettare, di coprogrammare, di coprogettare dentro le comunità e i territori. E questo di fatto genera anche, come dire, in uno scenario un po' più sfidante, anche la possibilità di ideare, di pensare, di generare un cambiamento che non sia sull'onda delle esigenze, ma sia un po' più sfidante, più radicale. E da questo punto di vista mancava il RUNS e insomma c'è ancora lavoro da fare, ma è davvero importante in questa direzione. I dati che Chiara vi ha condiviso ce lo dicono, insomma, cominciamo a conoscere meglio questo mondo. Franca, ti tengo al microfono perché hai nominato una novità importante sul piano procedurale, che è la coprogettazione e coprogrammazione, che deriva da una sentenza della Corte Costituzionale, redatta tra l'altro dal giudice padovano Luca Antonini, che ha appunto aperto questa strada a un rapporto più diretto e più coinvolgente tra istituzioni pubbliche e terzo settore. Ma di fatto vi consta che siano già numerose le esperienze oppure sono rimaste così, quasi non dico utopie, ma insomma indicazioni che per ora non hanno ancora raccolto molti consensi concreti? No, sì. Direi che ci sono davvero tante esperienze di coprogettazione, anche molto interessanti. Alcune peraltro si sono sviluppate al di fuori del quadro regolativo che il professor Muraro citava. Oggi sempre più però quel quadro regolativo, l'articolo 55, le linee guida ministeriali sono un punto di riferimento importante che spingono ad andare in quella direzione. Il ritardo io lo vedo nella coprogrammazione. Lì davvero si fa ancora fatica a coprogrammare e questo significa che c'è un coinvolgimento ovviamente delle pubbliche amministrazioni e che una parte dei problemi io credo nascano dal ancora troppo debole allineamento tra la parte politica e la parte amministrativa. Quando si genera questo disallineamento poi è più difficile scegliere quella strada che è decisamente più complessa, più sfidante, chiede più passaggi e che poi può favorire, una volta che dentro un quadro di coprogrammazione si può rafforzare la coprogettazione in una logica sempre più collaborativa e paritaria tra il mondo del terzo settore, il mondo della pubblica amministrazione e il terzo settore
e quello che io auspico è che di fatto in prospettiva ci sia spazio anche per una serie di attori diversi dalla pubblica amministrazione e dal terzo settore. Da questo punto di vista una sfida per tutti è riuscire a coprogettare e coprogrammare aprendosi e coinvolgendo anche un mondo diciamo non del terzo settore, che comunque riconosce il valore del sociale e il valore di quello che le comunità e i territori oggi non solo possono ma devono fare per il bene comune. Chiara condivide questa analisi sulla coprogettazione, cioè siamo di fronte a una realtà che naturalmente promette sviluppi ma è già forte e positiva, anche nel mondo del volontariato è rimasto un po' un riferimento lontano. Beh, sicuramente ci sono delle esperienze che si stanno facendo sparse in giro per l'Italia, dove ai tavoli tranquillamente sta il mondo del volontariato, stanno anche le piccole realtà. Qualche criticità salta fuori sulle realtà non riconosciute, non iscritte, però anche lì sono realtà che stanno sui territori e quindi non si può fare una buona coprogettazione, una coprogrammazione tagliando fuori un pezzo delle persone che vivono all'interno delle comunità, per cui la domanda che ci stanno ponendo in questo momento tanti comuni che chiedono aiuto ai centri di servizio è quella: come riusciamo a costruire non solo i tavoli ma anche l'ambiente attorno ai tavoli per essere inclusivi il più possibile di tutte quelle realtà sociali, quei gruppi che stanno all'interno che operano all'interno dei comuni e dei territori. Tantissime esperienze di coprogettazione, un po' meno, però comunque si stanno facendo tante attività anche di coprogrammazione. Qua c'è il tema per coprogrammare devo avere un programma, perché altrimenti cosa condivido? E non è sempre facile. Quel gap tra la parte politica e la parte più tecnica amministrativa, c'è un tema di formazione di entrambi i lati, c'è anche un tema di formazione da parte del terzo settore. E anche della PA e anche della pubblica amministrazione. E anche della pubblica amministrazione, se guardiamo il terzo settore, anche la capacità che questo ha di diventare un interlocutore serio, affidabile, che conosce anche alcune procedure e che sa che invece magari di aspettare l'avviso può essere anche esso stesso un protagonista o colui che prova a vedere se riesce a proporre delle cose. È chiaro che stiamo parlando di pubblica amministrazione delle dimensioni tra le più disparate, quindi c'è anche un tema di dimensionamento poi delle iniziative che vengono fatte. Ecco, quello che si sta vedendo è un terzo settore che è sempre più abituato a lavorare in rete perché ne sente la necessità, e sempre più spesso le realtà che sono autoreferenziali, autocentrate, segnalano una certa difficoltà anche a continuare a fare la loro attività. Funzionano molto di più all'interno di questi percorsi chi riesce a condividere le risorse, le competenze, le persone, le idee. Anche qui è un passaggio culturale non indifferente. Certo. Quindi mi pare siamo ancora in una fase sperimentale, diciamo così, però sicuramente la strada da percorrere è quella, quindi bisogna percorrere con tenacia. Un'ultima domanda. Che sigla mettereste alla fine di questo incontro e di queste riflessioni sul terzo settore? C'è qualcosa che auspicate o che suggerite per vedere l'innovazione sempre più radicata e sempre più efficace? Chi vuole rispondere per primo? Posso io se vuoi? Volete? Io credo che si debba fare uno sforzo maggiore nel non solo rispondere ai bisogni delle persone, in particolare ovviamente delle persone più fragili, più vulnerabili, maggiori difficoltà, ma non basta questo. Io credo che bisogna investire di più nel dare voce
alle persone che sono parte degli interventi, dei progetti, dei programmi promossi dal terzo settore, dalle diverse componenti del terzo settore in connessione con la pubblica amministrazione e con i territori. Ecco, credo ci sia spazio per una riflessione e poi di conseguenza interventi mirati a far crescere la partecipazione delle persone al centro dei progetti e dei programmi, perché per restituire potere a queste persone e per restituire la possibilità realmente di trasformare le aspirazioni in progetti di vita, nuove opportunità, nuove chance, quello di cui questi 5 progetti finalisti ci hanno parlato. Però ecco, mi sembra che a volte manchi un po' questo al terzo settore o che una parte del terzo settore abbia un po' perso di vista questo aspetto che andrebbe maggiormente recuperato. Quindi il mio auspicio, forse anche la mia raccomandazione, è di investire in questa direzione. Grazie. Chiara, a te di chiudere. Io aggiungo un'ulteriore riflessione a quella di Franca, che c'è un tema di ricambio generazionale. Ricambio generazionale all'interno, se guardiamo il mondo del terzo settore, se guardiamo il mondo del volontariato, è un tema che si stanno ponendo sempre di più le realtà, non identificando per ora delle strategie particolarmente innovative nell'andare effettivamente a costruire dei percorsi che siano di senso anche per i giovani. Quindi da lì nascono i golpe all'interno delle associazioni, piuttosto che associazioni, i giovani si staccano, fanno altro, non entrano proprio nelle associazioni, e questo è un tema. Buona parte di chi ci sta raccontando questo ci sta anche dicendo che nell'arco di 5-10 anni le più grosse realtà spariscono, perché non hanno effettivamente il ricambio all'interno. Da lì nasce una certa crisi di tutta anche la struttura organizzativa, una crisi dei modelli di governance, di chi poi effettivamente si prende la responsabilità di gestire. È un tema probabilmente anche comunicativo, di tutto questo mondo che sa parlare bene magari al suo interno, ma non altrettanto al di fuori. Per questo non riesce a sfondare con alcuni messaggi, e quindi lavorare e investire di più anche sull'aspetto comunicativo di cosa facciamo, come lo facciamo, perché lo facciamo, chi coinvolgiamo e perché, è fondamentale e strategico, oltre al pezzettino che manca della riforma, che chiaramente se si chiudesse l'ultimo pezzettino fiscale sarebbe veramente il via libera per chiudere tutto questo enorme capitolo di una non è stata una riforma, ma una vera e propria scrittura di un codice nuovo per tutto questo nostro mondo. Bene, grazie a Chiara Tomasini, grazie a Franca Maino. Non scappate però, rimanete qui e anzi ci alziamo in piedi e facciamo arrivare anche Sergio Bava e il professor Tiziano Vecchiato qui con noi, perché andiamo a svelare chi sarà il vincitore di questa 8ª edizione. Eccoci qui, prego, che così a professor Muraro l'onere e l'onore. Adesso arriverà probabilmente, eccola qui, la busta. The winner is? The winner is, con la busta abbiamo. Grazie. Sì. Eccoci qui. Allora, di non leggere. Microfono però, tengo io se no. Il vincitore è la cooperativa sociale Rigenerazione Onlus di Palermo. Prego. Sì, vieni. Vai pure, adesso loro si salutano. Vi leggo la motivazione.
con la quale la giuria ha assegnato il premio. L'esperienza della cooperativa si è contraddistinta per la diversificazione delle attività con le quali coinvolge giovani a rischio marginalità sociale. Sono impegnati in attività che vanno dalla pasticceria alla realizzazione di prodotti da forno all'accoglienza turistica. Oltre ad aver portato interessanti benefici nei soggetti coinvolti, le attività hanno permesso di ottenere un fatturato considerevole, dimostrando notevoli ricadute sia a livello sociale che a livello economico. Complimenti ancora. Ecco qui il premio che va a Lucia Lauro, Project Manager della cooperativa sociale Rigenerazione Onlus di Palermo. Guardate. Bene. Così è perfetto. Lucia, vuoi dire due parole? Abbiamo il microfono qui. Sì, ovviamente sono molto emozionata. Il nostro è un lavoro collettivo e dedico veramente questo risultato a tutti i nostri ragazzi, perché ci hanno insegnato in questi anni a gettare veramente, si dice, il cuore oltre l'ostacolo. Quello che abbiamo creato l'abbiamo creato grazie alla loro energia. Ogni anno ci mettevano di fronte a nuove sfide, soprattutto alle sfide della crescita. E quindi c'erano ragazzi, mi piace sempre dire che oggi il nostro maître del ristorante è uno dei nostri ragazzi. Il nostro cuoco e il nostro pizzaiolo sono due dei nostri ragazzi. Quindi sono riusciti veramente ad andare oltre, a dimostrare che la qualità e il talento è veramente in tutte le parti della nostra società e che la bilancia non è in una situazione di uguaglianza, e quando la mettiamo nella situazione di uguaglianza il talento viene fuori. Grazie. Alla cooperativa vanno 10.000 euro, primo premio di questa edizione. Intanto grazie. Ti faccio accomodare perché chiamiamo anche gli altri premiati che ricevono 2.500 euro appunto come premio, e quindi chiamo anche Fabio Micco, presidente di APS Brindisi Tabernacle. Eccolo qui, anche per lui la targa. Guardate poi sempre e stringetevi. Spostiamo magari la sedia. Facciamo così. Grazie anche a Fabio Micco. Chiamo anche Marco Girardello della cooperativa sociale Before di Milano. Anche per loro 2.500 euro di premi. Premiata da Franca Maino. E poi abbiamo Virginia Falconetti di Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Visso. Perfetto. Premia Chiara Tommasini, CS Vunet. E infine Luca Leonardi, Società Cooperativa Sociale Il Ponte di Schio. Premiato da Tiziano Vecchiato. Giratevi sempre a favore. E adesso vi faccio fare l'ultimo sforzo, rimani qui perché vogliamo fare la foto con tutti i premiati, anche con ovviamente la vincitrice e i vincitori, perché appunto siete un gruppo, quindi la foto con tutti i premiati e i nostri relatori. Grazie ovviamente a tutti
dei vostri sforzi e in bocca al lupo per tutte le attività prossime e future, ovviamente. Grazie quindi a tutti i partecipanti, che sono stati molti anche quest'anno. Un grazie naturalmente a Fondazione Cariparo, alla Fondazione Zancana, Intesa San Paolo, CSV.net, Acri e Forum Terzo Settore per questa 8ª edizione, ma anche per questa bellissima serata. Un in bocca al lupo a tutti e grazie alle autorità presenti e a tutte le persone che sono rimaste qui, e si aprirà a questo punto, immagino, la 9ª edizione. Alla prossima edizione, quindi ci diamo appuntamento. Grazie davvero a tutti e buona serata.